Da qualche tempo circola il nome del magistrato favarese Laura Vaccaro quale probabile candidato sindaco del comune di Favara per il Partito Democratico o comunque in posizioni autonome ma vicine al partito. Il suo nome, a detta di qualcuno, sarebbe stato indicato dai vertici del partito e non dalla base. Laura Vaccaro è una donna, una persona credibile e che potrebbe soddisfare il bisogno di legalità che in questo periodo i cittadini di Favara avvertono. Gli ultimi anni di governo cittadino sono stati avvertiti dalla popolazione come anni bui, oscuri, dove più nulla è stato reso palese. I cittadini si sono visti oscurare, per così dire, i vetri di Palazzo di Città, che dovrebbero essere invece più che trasparenti. Ecco perché la candidatura del magistrato Laura Vaccaro sarebbe una buona risposta per il senso di legalità e trasparenza che lei trasmetterebbe e rappresenterebbe. Allora lo abbiamo chiesto direttamente a lei, mentre era ospite stamattina al Liceo King di Favara per un incontro formativo organizzato dall'area Pino Puglisi di Favara. Da diverso tempo oramai a Favara si parla del suo nome come probabile candidato a sindaco. Cosa c'è di vero? Ed è vero che le è stato proposto? Guardi, l'unica cosa che c'è di vera è di questo approfitto questo strumento per ringraziare i tanti messaggi che per esempio via Facebook ho ricevuto da tanti giovani, da tante persone che io non conosco, giovani che forse non ho nemmeno mai visto, e questo mi fa sentire fiera, perché vuol dire che quel poco che io ho costruito in questi anni con il mio lavoro e con la mia vita evidentemente è passato nelle persone. L'unica cosa che c'è di vero è che io sono oggi qui come procuratore capo della Repubblica, come magistrato, nel continuare quello che ho sempre fatto da tutta la vita, cioè tentare di vivere io per prima quello che voglio passare agli altri e poi tentare, se possibile, di testimoniarlo anche con le parole. Ma è stata in qualche maniera contattata? Le ripeto, ho ricevuto tanti input che mi testimoniano soltanto un fatto. Favara probabilmente è arrivata a un punto in cui sente il bisogno forse di una donna, sì. E io a questo punto dico bene, a tutte le donne di Favara forse è arrivato il momento e forse, non lo so, probabilmente è anche vero che in questi anni noi magistrati siamo stati chiamati a svolgere delle funzioni di supplenza rispetto a una politica che non si è assunta tante responsabilità, prima fra tutte non si è assunta la responsabilità di credere fino in fondo nella legalità e nella antimafia, nella anticorruzione. Però attenzione, non l'antimafia di parole che serve solo per far carriera, ma l'antimafia quella che passa per una vita credibile. Allora probabilmente quello che sta succedendo in questo momento è l'idea che una persona che tutta la vita ha vissuto, nel bene o nel male, questo lo dirà la storia, non sono io che lo devo dire, ma nel mio piccolo ho tentato di vivere la mia professione quantomeno con impegno e con coerenza, probabilmente questo suscita nelle persone fiducia. Ma allora io mi porrei la domanda, non sulla mia candidatura, perché rispetto, io sono qua come cittadina e come magistrato. Dovremmo interrogarci su quello che c'è dietro, cioè sui bisogni che la città sta manifestando. La città sta manifestando un bisogno di legalità, un bisogno di fiducia, un bisogno di poter credere nel futuro e di poter avere persone credibili che, amministrando in maniera credibile la città, diano questa forza, questa voglia di futuro, restituiscano questa voglia di futuro alla gente. Io credo che è lì dove dobbiamo leggere il messaggio, non tanto sul mio nome, che forse credo in maniera molto impropria anche qualche giornale ha utilizzato, però io mi rendo conto che sono una persona nota e quindi qualcuno ha potuto utilizzare il mio nome. Ma se glielo chiedessero, lei scenderebbe in campo? Guardi, io la toga in questo momento ce l'ho ben salda sulle spalle e me la tengo ben salda. Grazie.